Finalmente riparte Agrimont, la fiera dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Le date ci portano al prossimo mese di marzo, ma l'organizzazione nel quartiere fieristico di Longarone è già frenetica. Il 2022 si profila come un anno importantissimo di ripartenza, con una prenotazione di tutti gli spazi ormai a più del 100%, e quindi con tantissime imprese che parteciperanno. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 e l'esperimento online dello scorso anno, quest'anno Longarone Fiere conta di arrivare al record raggiunto nel 2019 con 278 marchi rappresentati, 141 espositori diretti provenienti da 14 regioni italiane e 13 paesi di tutto il mondo. Siamo però ottimisti perché stiamo notando che c'è una voglia di ritornare alla normalità, ma soprattutto alle attività di tutti i giorni, alle attività che c'erano prima di Covid. In un settore, fra l'altro, quello dell'agricoltura, quello della zootecnia, che sono settori che comunque hanno dovuto lavorare durante il Covid. Agrimont copre moltissimi settori legati alla montagna, dalla filiera forestale alle attrezzature, dall'agriturismo alla gestione dell'ambiente fino al florovivaismo. Molto denso il carnet degli appuntamenti di approfondimento. Presenteremo lo stato dell'arte di quello che è il progetto Life Vaia, che tratta anche del tema proprio del riutilizzo degli ambiti boschivi che sono stati danneggiati dalla tempesta Vaia, ma che studia anche come rendere sempre più produttive le zone di montagna ai fini anche del ripopolamento, di creare posti di lavoro, reddito.